acceso? Dimmi quando è acceso? Vai. Perfetto. Questo è il laboratorio delle ortolane. Noi facciamo dei bigliettini profumati con cose profumate che scopriamo in questi vasetti. E ci sono fiori, spezie, c'è il tè, il caffè, un sacco di roba. E dopo decoriamo i nostri bigliettini con gli acquerelli, i brillantini e queste cose profumate. Grazie. Vedono una cosa. Ancora? Tutti i bambini con i pantaloncini corti. Via! Vai via! Tobia, c'hai i pantaloncini corti? Buongiorno a tutti, siamo a Festa Ambiente Vicenza. Sono qui per allietare questa giornata bellissima con i bambini e con i grandi. Mio nome è Julio César e vengo dalla Repubblica Oriental dell'Uruguay, vicino all'Argentina. ¿Comprende? Buenas tardes a todos. Wow! Sì, brava, mi senti? Sono volontaria dello stand della birra e preparo i cartelli perché sennò le persone si sentono legittimate a buttare le cicche in terra oppure a buttare i bicchieri nella plastica non sapendo che sono in Mater B. Ho raccattato più sigarette stamattina durante le ore di pulizia che in tutta la mia vita. Non butterò mai più una sigaretta a terra. Può andare. Ciao, mi chiamo Sasha, ho 13 anni, vengo da 8 anni in Italia. Ospitano Massimo e Mari Ilaria e mi piace stare in Italia. Io vengo da Ucraina, da città Yahotem. Sono passati 25 anni da Chernobyl e molti pensano che con l'allontanarsi nel tempo questa catastrofe sia ormai un discorso chiuso e questo è assolutamente sbagliato perché Chernobyl, a parte il momento centrale, il disastro, ha lasciato dietro di sé uno strascico lunghissimo. Le ripercussioni sulla salute in particolare dei bambini continuano ad esserci e minano la salute di un'intera popolazione. Per questo è importante continuare ad ospitare i bambini, nonostante il passaggio di tanti anni, e ad informarsi su quello che vuol dire in realtà il peso di una catastrofe nucleare. Ciao ciao! Qua hai l'incrocio normale, solo che lo porti in alto così e una mano va indietro e l'altra sta in avanti e continui. Insomma, succede tutto questo, i nomi sono importanti. E allora?
No, è per ricordarmelo, dai, non mi trattare così, è per ricordarmelo. Ho messo addirittura un cavalletto, ho messo le luci, ho gestito il sonoro e ho aspettato. Lei che spinge, si ammazza per tirare fuori e tu che sei lì a fare la ripresa. Dai cara, sì cara, dai che vieni, che fai la ripresa. Perché se non fai la ripresa non è vero. Sono stato testimone e attore anche in regione per 3 legislature prima di essere eletto sindaco a Vicenza, e devo dire che tra gli altri temi 2 sono sempre stati fuori dall'agenda politica della regione Veneto. Uno è l'aspetto delle problematiche inerenti agli assetti idrogeologici del territorio veneto, un altro è la mappa dell'inquinamento atmosferico. Sì, buonasera professore. Allora, alla luce dei recenti disastri dovuti all'alluvione del novembre 2010, secondo lei in che modo ha contribuito l'incuria umana che può essere relazionata con i mancanti interventi di messa in sicurezza idraulica piuttosto che una politica relativa al territorio che ha privilegiato la cementificazione? Io penso che con riferimento a Vicenza in particolare c'è stata un'espansione urbanistica poco oculata e poco attenta al fatto che si andavano occupando zone seriamente esposte al rischio di inondazione. E questo condiziona pesantemente anche le soluzioni, perché attraverso la città di Vicenza potranno passare 250-300 metri cubi secondo al massimo, e questo significa che nelle situazioni in cui da monte arrivassero portate superiori bisogna trattenerle. La pianificazione territoriale, secondo me, deve avere a monte la redazione di un piano di riassetto idraulico del territorio, che tiene conto delle realtà presenti, che propone le soluzioni, ma che poi vincola nel futuro l'uso del territorio, perché se noi non ci rendiamo conto del fatto che nel Veneto in generale, soprattutto in pianura, il piano di riassetto idraulico è sovrastrutturato rispetto a qualsiasi altro piano, avremmo da rincorrere continuamente gli eventi. Io credo che il ruolo dei sindaci sia importante, ma non bastano i sindaci. Io credo che ci voglia, dietro ai sindaci, ci voglia l'opinione pubblica. Dopo il famoso novembre 66 i sindaci dei comuni colpiti erano in prima fila e sicuramente attori molto importanti del tentativo di dare una maggiore sicurezza idraulica al territorio. Ma non c'era la gente dietro a queste persone e tutto poi è andato scemando abbastanza rapidamente. Se si ripetesse quella stessa situazione andrà a finire così anche dopo questo novembre, mentre io spero che la coscienza della gente, che ha capito quanto sia difficile la realtà idraulica del territorio su cui vive, che questa coscienza sia capace di spingere verso la soluzione del problema. Sono sempre criticato perché mi esprimo forse con durezza, ma forse solo con chiarezza. Paradossalmente io ho detto che è necessario nominare un dittatore idraulico, ho detto che non sono per le soluzioni compartecipate e condivise. Assolutamente no, perché stiamo parlando di problemi tecnici e quindi la compartecipazione intesa in senso generale è molto difficile, mentre l'informazione deve ovviamente essere portata, l'illustrazione del problema e delle soluzioni deve essere portata, ma poi la soluzione deve essere formulata seguendo i principi della tecnica e se questa soluzione non piace la si demolisce solo con i metodi scientifici, non con le chiacchiere come ahimè è avvenuto dopo il 66 per molte opere. Strilla
differenza nelle cose che tu vedi e che tu pensi, pulizia e trasparenza, come stava l'innocenza. Ma c'è l'occupazione, la gente oggi lavora, la disoccupazione è un segno del passato che domani non ci sarà. Oh!